Vice Governatore, quest'oggi un sopralluogo al cantiere di Pordenone anche a seguito delle notizie di cronaca. Cosa possiamo dire alla luce di quello che lei ha visto e dal colloquio con i tecnici? Ma possiamo dire che le attività di cantiere proseguono senza alcuna difficoltà, siamo in linea con l'avanzamento, la previsione non prevede ritardi, quindi anche quello che è accaduto, che noi naturalmente ci auguriamo possa essere risolto, perché l'impresa locale che si occupava di queste cose è un'impresa seria e naturalmente deve superare questo momento di difficoltà determinato da condizioni esogene da questo cantiere. Comunque non segna difficoltà. Oltre a questo abbiamo anche fatto il punto sul lavoro che stiamo facendo, anche condividendolo con il Comune, con il Sindaco Ciriani, in ordine all'affluenza, ai flussi, alle dotazioni infrastrutturali di urbanizzazione esterna all'attività di questo cantiere, e oltre a questo abbiamo anche un po' ragionato sull'avanzamento della determinazione dei fabbisogni per quanto riguarda poi tutte le attrezzature che consentiranno all'ospedale di poter funzionare. Ecco, un quadro a 360 gradi dove vedo che c'è un gruppo molto determinato e preparato che sta andando avanti, quindi il segnale è assolutamente positivo. Proseguiamo nelle attività in linea con la programmazione che è stabilita. Quindi significa che la tempistica come previsto verrà rispettata? Sì, parliamo di un cantiere che dovrebbe completare le sue attività nel 2021 e ovviamente poi le attrezzature, il completamento, tutte le attività tecnologiche, insomma, per consentire a questa città di avere nel 2022, per la fine del 2022, una nuova struttura sanitaria all'altezza della situazione.